Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi mi trovo in Alta Gallura e sto percorrendo la strada provinciale 10 che collega il paesino di Luras alla statale 133 Tempio Palau. Nell'itinerario di oggi scopriremo un monumento naturale poco gettonato ma di notevole importanza, il Monte Pulciana, che rappresenta il più grande monolite granitico della Sardegna. Ai suoi piedi è situata anche una piccola conca fraicata, chiamata Casa dei Puffi, data la sua buffa forma tondeggiante e minuta. Andiamo avventurieri, forse Puffolandia è proprio in Alta Gallura! Eccolo, guardate, ce l'abbiamo proprio di fronte ora. Vedete, sembra un tondeggiante panettone. Eccoci arrivati all'intersezione con la strada statale 133 e da qui dobbiamo proseguire per Tempio Pausania. Qui incontreremo un paio di sentieri che conducono entrambi al Monte Pulciana. Adesso li percorreremo entrambi. Ecco, il primo è questo che conduce all'agriturismo La Cerra, ma noi andiamo più avanti perché voglio vedere prima la Casa dei Puffi, sperando di trovare Puffetta e di non finire nella pentola di Gargamella. Eccolo qua, questo è il nostro bivio per il monumento naturale del Monte Pulciana. Proseguiamo lungo questo sentiero che dovrebbe essere interamente asfaltato, che ci porta proprio ai piedi del monte. Eccolo là, vedete? Manca una manciata di mandorle, una spolverata di granella di zucchero e il panettone è servito, visto che siamo prossimi al Natale. Ricordo che siamo in Alta Gallura, territorio che ricade nel comune di Tempio Pausania. Wow, guardate, è enorme! Ecco qua, mi fermo qua perché ho intravisto la Casa dei Puffi. Eccoci quindi arrivati ai piedi del Monte Pulciana. Lo vedete alle mie spalle, questo grande panettone tondeggiante che tecnicamente viene definito Inselberg, termine tedesco che indica una montagna isolata generatasi dal disfacimento della roccia determinato da un processo di idrolisi. La sua cupola, alta ben 110 metri e larga 120, lo rendono il monolite granitico più grande della Sardegna. Eccola qui, la famosa Casa dei Puffi, immersa in questo scenario bucolico, dà veramente l'impressione di essere finiti a Puffolandia. Non mi stupirei affatto, infatti, se dalla sua porticina si affacciasse Puffetta o Grande Puffo con il loro cesto alla ricerca delle loro gustose bacche. In realtà, come potete vedere, si tratta di un tafone,
quindi di una cavità nella roccia creata dall'erosione atmosferica e chiusa artificialmente con blocchi di granito dai proprietari terrieri della zona, per essere adibita ad abitazione e forse in un primo tempo a ricovero per gli animali da pascolo. In gallurese infatti questo tipo di caverna granitica viene chiamata conca fraicata, dal verbo fraica, fraicare, che in gallurese significa fabbricare, costruire. L'equivalente quindi in italiano di questo termine conca fraicata sarebbe grotta costruita, quindi adattata dall'uomo alle sue esigenze. Ora lasciamo questo sentiero e cerchiamo di raggiungere il monte percorrendo l'altro ingresso. Come potete vedere, l'intero paesaggio della Gallura è caratterizzato da graniti e frequenti affioramenti rocciosi modellati dagli agenti atmosferici. Ci si può proprio sbizzarrire a ricercare somiglianze con volti e figure di animali. Guardate, quelle sono le cime del Monte Limbara. Meraviglioso immergersi nella campagna gallurese. Viva il turismo di prossimità. Ecco, ora siamo arrivati di nuovo sulla 133, andiamo a prendere l'altro video. Guardatelo, adesso è illuminato dalla luce del tramonto. Proviamo quindi ad imboccare quest'altro sentiero. Vedete, qui c'è l'ingresso per l'agriturismo, qui la strada è serrata. Wow, questa strada proprio va di fronte al monte. Bene avventurieri, dopo aver percorso gran parte di questo sentiero sterrato che sembra voler condurre al Monte Pulchiana, sono invece finito in un'azienda agricola di un gentilissimo proprietario terriero che mi ha detto che praticamente per raggiungere il monte bisogna fare un percorso a piedi e pertanto che la macchina o la moto addirittura va lasciata all'ingresso. Infatti qui ci sta un cartello che lo dice chiaramente: parcheggiare qui e proseguire a piedi per 2 km. Poiché, come potete vedere, il sole volge al tramonto, non mi rimane tempo per effettuare questo percorso a piedi, lascio a voi il compito di finire questa motoavventura e vi consiglio di venire ad immergervi in questo dipinto che cambia colori al variare delle stagioni, ricordandovi che effettuare una passeggiata all'interno della natura incontaminata è il miglior modo per scacciare i pensieri negativi e per godersi un attimo di respiro. Bene avventurieri, anche questa puffo motoavventura volge al termine. Mi raccomando, se vi ha emozionati lasciate un like, condividete questo video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!